Rieccoci nuovamente in studio, ancora spazio al nostro approfondimento dedicato alla protesi di ginocchio e alla chirurgia robotica. Dalla regia ci dicono che abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, sono la signora Fasan Lida. Buongiorno, prego signora. Niente, io sono stata operata di protesi totale al ginocchio quasi 3 anni fa, in chirurgia comunque non robotica, normale. Posso anche dire dove sono stata operata oppure no? Se vuole signora. Ecco, va bene, sono stata operata a Portoviro. Niente, è andato tutto bene per quanto riguarda la protesi, tutto quanto, però io dopo l'intervento ho avuto tantissimi dolori. Adesso devo rifare anche il ginocchio destro, purtroppo perché non ho cartilagine. Quindi devo fare anche il ginocchio destro e la mia paura è quella appunto di provare poi tutti quei dolori che ho avuto e volevo chiedere ai dottori che sono lì presenti in studio se nel loro ospedale poi si fa anche, come si dice, un po' di... dopo l'intervento se c'è modo di fare delle terapie là da loro. Una riabilitazione, una riabilitazione. Chiarissimo, grazie per la sua domanda. Chi vuol rispondere? Chiaramente non conosciamo il caso clinico della signora, ma insomma il fatto di provare dolore dopo un intervento di questo genere, non con l'utilizzo del robot, chiaramente può rientrare nella normalità? Allora, il dolore post-operatorio c'è, deve essere controllato con i farmaci ovviamente, con altri presidi che abbiamo a disposizione. Per quello che riguarda il dolore post-operatorio nella chirurgia robotica, ci sono studi che diciamo così, affermano che ci sia una riduzione di questo. Anche noi abbiamo visto pazienti che in effetti hanno minor dolore post-operatorio, però dobbiamo anche dire, bisogna anche essere sinceri, che il dolore post-operatorio esiste e viene controllato dalla terapia farmacologica, soprattutto il primo giorno, poi pian pianino insomma, le cose migliorano. Il paziente, almeno parlo della nostra esperienza all'ospedale di Conegliano, inizia a muovere il suo ginocchio già il giorno successivo all'intervento, viene operato oggi, viene visitato dal fisiatra il giorno stesso proprio e il giorno dopo inizia la mobilizzazione a letto con uno strumento apposta che abbiamo in reparto, di cui siamo dotati per mobilizzarlo e viene messo in piedi già in seconda giornata. Per cui diciamo c'è una riabilitazione precoce, la riabilitazione ovviamente anche questa aiuta a ridurre il dolore, che scompare pian pianino, dopo il primo giorno, insomma si riduce tantissimo. Noi poi abbiamo la possibilità, e questo è diciamo, quello che possiamo offrire anche ai nostri pazienti, di fare la riabilitazione in medicina funzionale riabilitativa, insomma, ecco, da ricoverati per il ginocchio in particolare, perché il ginocchio, non dimentichiamoci che per quanto l'intervento venga svolto nella maniera migliore, che sia fatto con la chirurgia robotica e con tutti, diciamo così, il massimo dei dispositivi a disposizione, necessita di una riabilitazione piuttosto assidua, intensa, per cui senza questa non si hanno dei buoni risultati. Sia con la chirurgia tradizionale che con quella robotica, in ogni caso, a prescindere. Sì, no, a prescindere, perché poi il ginocchio deve muoversi, ma lo muove il paziente, non è che lo muove il robot, cioè lo muove lui, per cui va aiutato in questo a recuperare. Questo ovviamente migliora tutti i risultati, ma soprattutto anche il discorso del dolore post-operatorio, perché noi dobbiamo tornare a muoverci, uno fa l'intervento per camminare e deve riprendere a camminare il più presto possibile, ma va aiutato in questo. Certo. Altra telefonata in studio, pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, sono Letizia. Buongiorno Letizia, prego. Sì, io volevo chiedere, questo tipo di tecnologia per il ginocchio garantisce una durata maggiore rispetto nel tempo, rispetto all'intervento tradizionale? Grazie Letizia. Chi vuol rispondere? Vuol rispondere lei, dottore? Era un po' un tema anche questo da affrontare. Allora, in teoria, se tutto si svolge correttamente, dovremo avere un'articolazione più bilanciata, con un posizionamento ottimale delle componenti,
Quindi a parità di condizioni, perché bisogna considerare poi anche la qualità dell'osso che ci troviamo di fronte, e a parità di condizioni in teoria dovrebbe avere una durata maggiore. Chiaramente poi dipende da tante cose, dipende dalla qualità dell'osso, come ho detto prima, dall'utilizzo che uno ne fa, perché se uno va a sciare, va a fare attività diciamo piuttosto movimentate, è chiaro che causa delle sollecitazioni alla protesi che a lungo andare potrebbero causare una mobilizzazione, perché non dimentichiamoci che la protesi, le parti aderenti all'osso sono metalliche e hanno un modulo di elasticità diverso dall'osso, e quindi le sollecitazioni ripetute, i microtraumi ripetuti possono causare alla lunga una mobilizzazione. Certo è che con le componenti attuali, e soprattutto per esempio noi nella nostra esperienza da più di qualche anno utilizziamo le non cementate, che una volta hanno un attecchimento un po' più lento perché hanno bisogno di un po' di tempo per attecchire all'osso, però una volta che è venuta l'integrazione con l'osso sono molto più stabili rispetto a quelle cementate. Ecco, quindi anche questo è un altro aspetto da considerare, perché bisogna sempre considerare anche il tipo di fissazione che si fa sull'osso. Laddove è possibile, dove ha un osso di buona qualità, usi le non cementate che in teoria esse stesse, a prescindere dal tipo di chirurgia, hanno una durata maggiore. Ecco. Senta, tutti i pazienti possono essere candidati all'intervento della protesi del ginocchio con l'utilizzo del robot, oppure ci sono dei distinguo? No, certo, il robot nasce per impiantare la protesi di ginocchio secondo determinati criteri, e il ginocchio è ginocchio, per cui non c'è un paziente che è più candidato di un altro all'utilizzo della robotica, perché vale lo stesso discorso della chirurgia tradizionale. Se un paziente necessita di protesi si può fare con la tradizionale, si può fare con la robotica. Se c'è a disposizione la robotica, meglio. Anche quindi un paziente anziano, un paziente che ha altre patologie associate? Sì, le patologie associate, perché poi alla fine il limite delle patologie associate ce lo dà l'anestesista, dice no, guardate, questo qua è a rischio eccessivo, non si può operare, rischia di non uscire dalla sala operatoria. Ma per quanto riguarda noi, diciamo per quanto riguarda la chirurgia protesica, paziente anziano o meno anziano, non c'è un limite, diciamo, da questo punto di vista. E dunque, dottor Melchior, quali sono i vantaggi per i pazienti che si sottopongono a questo intervento con l'utilizzo di questo strumento insomma, altamente tecnologico? Allora, premetto dicendo questo: non è che la protesi fatta in modo tradizionale, cioè senza il robot, andasse male, vanno bene lo stesso. Ovviamente questo è uno strumento aggiuntivo che permette di migliorare con un grande passo l'intervento stesso, per cui il finale è che noi facendo una chirurgia di maggior precisione, di altissima precisione, abbiamo un risultato più affidabile nel tempo, perché poi le protesi hanno, come viene chiamato in termini scientifici, degli indici di sopravvivenza, cioè quanto dura la protesi nel tempo. Certo. Ecco, per cui la chirurgia robotica, dagli studi che sono stati svolti finora, eccetera, ci dà la possibilità di avere protesi che durano di più nel tempo. Questo è il vantaggio maggiore. Poi ci sono i vantaggi più immediati, sono quelli che ci può essere una riduzione del dolore post-operatorio, minor sanguinamento, maggior risparmio dei tessuti, però io la vedrei più a lungo termine, ecco, cioè nel senso di avere protesi più durature, di non doverle revisionare, perché revisionare una protesi, soprattutto di ginocchio, cioè sostituire una protesi di ginocchio, è un affare piuttosto complesso, ecco, che è a maggior rischio di infezione, per esempio, perché dobbiamo considerare anche questo, non ne abbiamo mai parlato noi di infezioni oggi, perché è un altro argomento, se no non si finirebbe più, però sì, sono interventi molto più grossi, molto più importanti anche per il paziente, per cui avere protesi che durano molto nel tempo è il vantaggio, diciamo così, principale. Anche perché i materiali proprio delle protesi sicuramente si sono anche questi evoluti nel corso dei tempi. Sì, le protesi moderne sono protesi in titanio, sono state studiate e ristudiate, hanno disegno, diciamo, il disegno grossolano più o meno lo stesso, però
hanno raggi di curvatura migliorati, che rispettano molto di più la fisiologia del ginocchio naturale. Però ricreare un ginocchio naturale, cioè non è che è impossibile, no? Però si può ricreare il ginocchio protesico il più vicino al ginocchio naturale possibile. Questo, la robotica ci aiuta a mettere la protesi nel modo migliore possibile. Però anche le protesi fatte senza robot sono sempre andate bene, però insomma siamo arrivati a un salto di generazione, no? In cui la tecnologia avanza e questa è un'innovazione tecnologica importantissima in chirurgia ortopedica. Certo. Dottor Meneghetti, ma il tempo dell'intervento è più lungo con l'utilizzo del robot oppure insomma, si equivale un po' alla chirurgia tradizionale? No, come in tutte le cose c'è una curva di apprendimento, per cui i primi interventi che fai con la robotica portano via più tempo ovviamente, anche perché non solo il chirurgo ma anche il personale di sala deve prendere dimestichezza con il nuovo strumentario, la preparazione del robot, perché il robot va piazzato sul letto operatorio, va rivestito con uno scafandro sterile, e vengono fatte tutta una serie di passi che all'inizio portano via un po' di tempo, però noi nella nostra esperienza già dopo una ventina di interventi avevamo praticamente pareggiato i tempi. Da non dimenticarci, da non trascurare anche un altro fatto. E la chirurgia robotica, proprio per il fatto che i tagli vengono fatti senza l'utilizzo di guide, richiede uno strumentario ridotto in sala operatoria. Meno strumentario, meno rischio di infezioni, perché tutto quello che c'è di aperto sul carrello può inquinarsi, meno roba c'è, più difficile è che si inquini. Oltretutto le guide per i tagli tibiale e femorale prevedevano l'utilizzo di aste che venivano infilate nel canale femorale e quindi invadevano l'osso in maniera importante. Tutto questo non avviene perché il sistema di taglio non ha bisogno di guide piazzate sull'osso, di conseguenza c'è una riduzione anche dei rischi di infezione che non è trascurabile, questo fatto. Insomma, che è sicuramente importante. Sì. Vorrei ribadire insomma, che questo robot non opera in totale autonomia, è sempre guidato dal chirurgo, ma dottor Meneghetti può essere utilizzato da tutti i chirurghi ortopedici? C'è bisogno di una formazione, come dicevamo, ulteriore, sì. No? Sì, come diceva anche Primario prima, è un sistema che aiuta il chirurgo perché ti permette di fare dei tagli precisi, eccetera, eccetera, richiede però, è un sistema che richiede esperienza, cioè, non è un sistema adatto al principiante, perché è un sistema che richiede ragionamento, perché la macchina, come dicevo prima, sì, ti fa fare tutto giusto, ma tutto giusto in base ai calcoli che hai fatto tu e alle correzioni che hai dato tu. Di conseguenza è utilissimo, però ha bisogno di qualcuno che abbia esperienza. Oltretutto per l'utilizzo è necessario praticamente si fanno fare dei corsi che ti abilitano all'uso di questo robot, perché chiaramente ogni robot ha il suo sistema di utilizzo, ce ne sono diversi che funzionano in maniera diversa, in linea di principio la stessa, però i sistemi sono completamente diversi, alcuni richiedono attacchi, richiedono strumentazioni diverse, per cui diciamo che ogni sistema di questo tipo richiede un'esperienza. Questo per esempio, il VELIS non necessita dell'attacco preoperatoria? Questo non necessita dell'attacco preoperatoria, qui si fa il consueto planning con delle radiografie per il calcolo degli assi e degli arti inferiori, le assiali di rotula per vedere come lavora la rotula, eccetera, eccetera, però nulla di particolarmente complesso, non serve un attacco. Ecco, dottor Melchior, insomma siamo quasi alla fine, abbiamo l'ultima manciata di secondi e di minuti anzi a nostra disposizione, abbiamo capito insomma quanto sia importante avere a disposizione strumentazioni all'avanguardia e di ultimissima generazione come queste, non sostituiscono l'esperienza, la mano e la testa del chirurgo, come dicevamo, ma insomma alla luce di tutto questo, quali potrebbero essere le prospettive future della chirurgia robotica in ortopedia? Cioè ci dovremmo aspettare sicuramente altre migliorie, altri robot per altri tipi di, insomma, di interventi, di patologie sicuramente? Certo, viene già applicato la chirurgia robotica nella chirurgia protesica dell'anca e della spalla. Per cui è una chirurgia, dicevo, di precisione, fondamentalmente però è da ricordare che il chirurgo inserisce i dati in base alla sua pianificazione, personalizza un pochino l'intervento su quel paziente
però il sistema ci aiuta a fare i tagli con una precisione, diciamo così, assoluta, migliore. Ma alla fine il taglio, se io non metto i dati giusti, me lo fa storto. Sì, per cui ricordiamoci che, come diceva il mio collega, dottor Meneghetti, che è una chirurgia per chi ha una certa esperienza, che conosce bene il ginocchio, conosce la protesica del ginocchio, perché poi bisogna fare un inserimento dati per la macchina che sia un inserimento dati corretto, e allora avremo dei tagli ossei perfetti. E come dicevamo, sicuramente il futuro ci mostrerà nuove tecnologie, no? Io invidio i giovani perché hanno a disposizione delle innovazioni tecnologiche che sono stupefacenti, che fino a 20 o 30 anni fa neanche ci sognavamo. Per cui la tecnologia è un aiuto sostanziale, ci permette di fare cose che non potevamo neanche solamente pensare quando noi abbiamo iniziato a fare gli ortopedici. Adesso è qualcosa di straordinario. Noi lavoriamo nel servizio sanitario nazionale o regionale, insomma, ecco come vogliamo dire, e io devo ringraziare comunque il sistema sanitario che mi ha permesso di avere a disposizione per tutta la mia vita professionale delle strumentazioni stupefacenti come quest'ultima che abbiamo ora. L'evoluzione è straordinaria, no? Soprattutto in questi ultimi anni, anche con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Certo, sì, probabilmente si andrà avanti ancora, sicuramente si andrà avanti, e quindi soprattutto con l'intelligenza artificiale è possibile che arrivino dei sistemi ancora più automatizzati e ancora più precisi, questo è sicuro, questione di tempo. Anche perché con l'invecchiamento della popolazione, insomma, questi interventi potrebbero anche aumentare, no? Aumenteranno senz'altro perché la popolazione invecchia, la patologia artrosica è una patologia di tipo degenerativo che con l'età aumenta, con l'aumentare dell'età media della popolazione aumenteranno sicuramente anche questi interventi. E quindi avendo a disposizione strumenti come questi sicuramente saranno un aiuto sostanziale. Siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Claudio Melchior, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia all'ospedale di Conegliano. Grazie dottore, grazie anche al dottor Ezio Meneghetti dell'unità operativa semplice dipartimentale di ortopedia e traumatologia all'ospedale di Vittorio Veneto. Direttore, grazie anche a voi, lei, grazie a voi. Grazie a voi di averci seguito da casa, ad Alessandro Granziera e Tommaso Migotti in regia. Vi lascio alle ricette di Casa Pappagallo e a seguire al film Verso Sera. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.